Vicepresidente, grazie alla solidarietà di quanti hanno risposto all'appello del comune e dell'associazione, l'ospedale di San Daniele ha potuto contare su diverse strumentazioni. Lei ha parlato di un gesto importante soprattutto quando viene mantenuto anonimo. Beh, diciamo che è una particolarità di questi tempi dove tutto deve apparire, tutti devono far vedere il doppio di quello che fanno. E qui c'è stata una donazione che ha voluto rigorosamente mantenere l'anonimato, addirittura la persona che ha fatto questo gesto mi ha voluto aspettare in una stanza perché almeno ho chiesto di conoscerlo perché volevo ringraziarlo. Quindi sicuramente un gesto importante che si unisce a tanti altri gesti di tante altre persone che nel corso di questo periodo così difficile hanno voluto sostenere la sanità pubblica. In questa regione abbiamo raggiunto e ben superato gli oltre 10 milioni di euro di donazioni. Qui c'è un'altra particolarità perché l'associazione che si è messa a disposizione per raccogliere questa cosa è fatta da dipendenti dell'azienda sanitaria. Quindi coloro che hanno anche potuto verificare con i loro gesti non solo la generosità ma anche la valutazione e la scelta degli strumenti con i quali poter migliorare il loro servizio. Quindi complessivamente un risultato importante del quale dobbiamo ringraziare tutti coloro che l'hanno reso possibile.